Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il nostro notiziario con una tragedia che riporta l'attenzione sull'autostrada dei Laghi. Nella serata di ieri un uomo di 85 anni è morto sulla Milano-Varese nel tratto tra Cascina Mirlata e il bivio con la A4 in direzione Milano. L'anziano, in base alla prima ricostruzione, sarebbe sceso dalla sua auto dopo un lieve incidente con un altro mezzo per mettere il triangolo di sicurezza sulla carreggiata, ma a questo punto sarebbe stato travolto e ucciso da una terza vettura. Il drammatico episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, andata in tilt per alcune ore. Disagi poi anche questa mattina sulla tangenziale ovest di Milano, dove un camion si è ribaltato, forse a causa di un malore che ha colpito il conducente, un uomo di 67 anni che è poi morto sul colpo. Restiamo sulla cronaca, ma spostiamoci a Busto Arsizio. È ricoverato in prognosi riservata, ma in condizioni stabili, Giuseppe Ferrario, il consigliere comunale rimasto vittima di un incidente stradale nella giornata di ieri. L'uomo, che aveva perso il controllo della sua auto finendo contro un palo, inizialmente sembrava essersela cavata con qualche graffio, ma la situazione è rapidamente peggiorata. Ferrario, ricoverato d'urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato 7 ore e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. L'ex Gran Cinema Vittoria in affitto per 5.900 euro al mese. Lo storico spazio di via Bagaini a Varese potrebbe quindi avere una nuova vita. Inaugurato nel 1917 e chiuso ormai da 15 anni, è comparso ora su un popolare sito di annunci di affitti. Difficile però pensare che il Vittoria possa rinascere come cinema vero e proprio. Più probabile è invece una ristrutturazione degli spazi per dedicarli a una nuova attività commerciale non necessariamente legata all'intrattenimento. Restiamo a Varese, ma spostiamoci in Camera di Commercio, dove questa mattina è stata presentata una nuova pista di sci di fondo che verrà realizzata a Cunardo. Tutti i dettagli nel servizio curato da Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Lo Sci Club Cunardo investe sulla pista di fondo con un nuovo impianto che permette di continuare a proseguire sul percorso tracciato da tanti anni. Sì, no, era necessario questo intervento perché le temperature sono diventate davvero nemici difficili da combattere e fa più caldo nelle notti invernali e quindi produrre neve era diventato difficile. La tecnologia ci verrà in aiuto adesso con questo nuovo ammodernamento e con la computerizzazione di tutto il processo di produzione, quindi questo ci dovrebbe consentire di tornare a far neve con più facilità. Quali possono essere le prospettive future per la pista? C'è anche l'Olimpiade in vista nel 2026. È superato questo problema di avere la neve, una volta avuta la neve le cose diventano facili. Certo, abbiamo altri sogni nel cassetto, come ad esempio il poligono del biathlon, che è una disciplina interessante che potrebbe avvicinare anche le nuove generazioni perché è divertente, davvero divertente. La pista di ski roll, uno ski park snow, perché no, potrebbe essere. I sogni sono tanti. Se si aprono possibilità e canali di finanziamento con le prossime Olimpiadi, noi saremo presenti. Chiudiamo con l'economia. La produzione industriale lombarda nel terzo trimestre 2021 cresce del 2,5% congiunturale e l'indice Unioncamere Lombardia raggiunge un nuovo punto di massimo storico, 118,2, superando il precedente picco realizzato nel 2008, ossia di 113. Tutto questo grazie al consistente incremento sullo stesso periodo del 2020, più 12%, e sullo stesso trimestre 2019, più 6,2%. Fanno da traino al recupero produttivo gli ordini sia domestici, più 3% congiunturale, che esteri, più 1,3%, che rimangono ampiamente sopra i livelli pre-crisi. E questa è l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata!